Coppa Italiana, inaugurando la super stagione a settembre. Sono terza contro quarta in classifica, una davanti all'altra per l'ultima partita del 2016. Si sfidano al Circolo Sportivo Ciriaci per la 13ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, Cotton Club del Testaccio. Cotton Club in rimonta con 26 punti al terzo posto della graduatoria, con 23 lunghezze, ovvero 3 punti di meno. Il Testaccio Calcio 8 occupa il quarto posto in classifica. Cotton Club schierato da sinistra verso destra con la solita maglia nera, mentre per il Testaccio in maglia bianca che attacca da destra verso sinistra, la solita maglia bianca. Direttori di gara che stanno per dare il via a questa gara, che prende inizio in questo momento. Primo possesso del pallone per il Testaccio Calcio 8, che come detto in precedenza attacca da destra verso sinistra e si trova in quarta posizione. Sono solo 3 i punti di differenza tra le due formazioni impegnate questa sera con l'ultima gara valida per l'anno 2016. Un Cotton Club che è partito non molto bene in questa stagione, ma comunque che ha recuperato posizioni con il passare del tempo. Adesso la terza posizione, quella della formazione di Giuseppe Pucci, che attacca da sinistra verso destra, adesso con il pallone tra i piedi. Lo perde però il numero 8, poi Picceri lo rigetta in avanti, freda però facile nella retroguardia del Testaccio Calcio 8, che gioca con il numero 1 Leonardo Boni tra i pali, appoggiato dal solito Mirante con la testa che gli appoggia il pallone. Può ripartire Cristian Conti sulla corsia di destra, bella stroncata all'inizio dell'area, bella ancora dei ragazzi in maglia bianca, però faticano a uscire dal pressing che sta imponendo il Cotton Club in questi primi minuti di gara. Picceri alla rimessa con le mani, ancora Picceri, va in mezzo a cercare il palo lontano, sfera allontanata da Tinazzi, poi in mezzo al campo Fabrizio Nolano in cabina di regia, eccolo in possesso della sfera, larga per Picceri, che ha spazio per salire, sentendo i compagni all'interno dell'area di rigore, prova a fronteggiare Mirante, arriva però il raddoppio, gli sporca il pallone il numero 10 con la divisa bianca Starate, che ha risolto l'ultima partita in campionato, quella contro la Galbet Calcio 8. Testaccio che ha vinto in rimonta al Circolo Sport City. Qui Picceri finisce giù e conquista il calcio di punizione, il primo del match. Sembra sicuramente artistico alla battuta, si sistema il pallone, il numero 10 è capitano questa sera del Cotton Club. Sistema alla barriera Leonardo Boni. Sono 3 gli uomini in barriera per l'estremo difensore del Testaccio Calcio 8, aggiusta ancora il pallone artistico. Si risistema la posizione corretta del punto di battuta, rincorsa di artistico, parte con il sinistro, c'è la deviazione, arriva il primo calcio d'angolo del match, lo batte da sinistra il Cotton Club, che sembra essere partita meglio in questi primi minuti di avvio. Ha cercato Conti all'interno dell'area di rigore, riesce ad allontanare la retroguardia, poi Picceri, toccato giù, finisce giù Picceri e conquista il calcio di punizione, il secondo conquistato dal numero 5. Siamo qualche metro più avanti. Tinazzi toccherà
difensore, due gli uomini in barriera per Boni che aggiusta la posizione del suo muro difensivo. Andrà quindi Finazzi. Finazzi toccherà per Artistico, parte Artistico, la deviazione, pallone che sfila alla destra di Boni, calcio d'angolo, il secondo consecutivo per un Croton Club che vuole subito sbloccare questo incontro, pallone sul primo palo, questa volta allontanato dalla retroguardia del Testaccio Carniotto che prova ad andare in avanti, ma il pallone non può arrivare tra i piedi del numero 9 Lorenzo Regis, che ricopre questa sera il ruolo di prima punta. Bonignoli va in pressione, Conti si gira, il pallone è stato deviato con la mano. De Angelis va alla battuta, poi il numero 37 dietro per l'estremo difensore, Ziccheri chiama Canna, il rinvio è lungo, forse una spinta, la vede il direttore di gara. Artistico ha commesso fallo in attacco. Largo a destra per Bonignoli che scivola, centralmente Matozzo, il numero 37 l'italiano passa Mirante, sfera che resta lì, Mirante mette il disco, pallone che resta in possesso del Croton Club con il numero 19 che prova a superare l'avversario, finisce giù, arriva la decisione arbitrale, sarà calcio di rigore.
Regis. Nolano con lo scavetto in zona artistico, Mirante calcia più lontano che può. Bodignoli con Tinazzi, fallo del numero 7 in maglia bianca. Dio lungo, stacco di testa, arriva sul pallone Matozzo, poi artistico, si può girare al limite dell'area, in aiuto Mirante, strappa il pallone, allargato sulla corsia di destra per Starato. Regis, Matozzo, arriva anche Nolano a dargli una mano, e poi pallone in avanti per artistico che finisce giù, calcio di punizione.
Vicoli salta di testa per Conti che va con lo scavetto in avanti su Madozzo, Mirante, Starate, gira sull'auto di destra, finisce giù il numero 27 con la divisa bianca, non c'è fallo per il direttore di gara. Nolano allarga a sinistra, si trattava di Mancinelli, adesso Dinazzi allarga per il 37 sulla corsia di sinistra che se ne va benissimo, accelera, mette il pallone sul secondo palo, troppo lungo per Madozzo. Mirante con Remani, Alessio Starate, poi ancora Mirante, gira con un'ottima Veronica su Madozzo, poi Mirante effettua addirittura il tiro da dietro la metà campo, non può sicuramente impensierire Filippo De Angelis. Pinazzi, temperatura bassissima qui al Chiriati, con il tacco, Nolano vince un rimpallo, ancora Nolano va con il sinistro, sciupa tutto qui Nolano, era battuto, Boni questa volta, pallone largo. Calcio d'angolo, il terzo per il Cotton Club, salta Nolano, spera che resta lì, poi il sinistro, alto sopra la traversa di un soffio, è andato vicinissimo al gol del vantaggio il Cotton Club con Lefebvre. Mirante, mentre Lefebvre è entrato con la maglia numero 21, è andato subito vicino al gol dell'1-0. Ricopre ovviamente il ruolo di punta centrale questo Cotton Club che adesso ha spostato Mario Artistico nella sua zona preferita di campo, ovvero la fascia destra. Qui Lefebvre prova a fare la sponda, Luziatelli tocca il pallone per primo, viene incontro Starate, Luziatelli, Mirante, larga a destra, viene incontro Simone Starate a prendere il pallone, Regis visualizza tutto quanto da dietro con Lefebvre che va in pressione, l'ultimo tocco è proprio del ragazzo con la maglia nera, rimessa laterale dall'altezza della mediana di 30 danni. Starate, pallone che arriva in zona Pinazzi, toccato da Regis da dietro. Nolano, Conti, davanti verso Lefebvre, ottimo l'anticipo di Luziatelli, Alessio Starate, arriva Nolano in copertura, due volte Nolano, poi Mirante contro Artistico, finisce giù. Viccheri, pallone sbagliato, ne approfitta Starate che può ripartire, è partito Regis, il pallone proprio per il numero 9 che la mette giù, non riesce però ad imprimere forza al tiro, mentre si sta scaldando sotto la nostra postazione bomber Ivan Giuliani che con 13 reti è il miglior marcatore del testaccio e Artistico si accomoda il pallone con il braccio. Luziatelli, vista Starate il calcio di punizione da qualche metro più avanti. Luziatelli, Mirante, si è spostato a destra, stava lì per battere la punizione, qui è toccato da Lefebvre. Arriva il cartellino giallo per Lefebvre.
testaccio, pallone per Alessio Starace, se lo allunga, quindi Viccheri, calcio di punizione già battuto con Artistico, in mezzo a due va con il destro, Starace, Regis, Viccheri, Nazzi, lascia Nolano, vicinissimi i due, Nolano va a cercare Artistico che di testa la mette dentro, pallone che cammina oltre la porta, entra in campo con la maglia numero 17 Ivan Giuliani, colpisce il suo primo pallone del match, ovviamente con la testa, 13 reti in questo campionato, qui va a fare sportellate con Conti, Artistico, Luziatelli, perfetta la partita del numero 13, Starace, continua in tensione, Giuliani, Pinazzi, Conti, Viccheri, solito movimento di Lefebvre, Piccoli invece, Viccheri va da Pinazzi a sinistra, manovra ancora giostrata sulla fascia con il tiro di Pinazzi, in calcio d'angolo, ancora uno strepitoso De Angelis, scusate Leonardo Boni, il quarto corner del Cotton Club, questa volta da destra, fuori per Artistico che si coordina al volo, perfetto il tiro di Mario Artistico, Leonardo Boni, corner, calcio d'angolo, ancora battuto dentro, questa volta riesce Starace a metterla giù, ma il Cotton recupera subito il pallone, non facendo respirare gli avversari che per ora non sono mai stati pericolosissimi. Qui Mirante stende Artistico secondo il direttore di gara, calcio di punizione. Artistico, solita rincorsa con il sinistro, finisce direttamente in rimessa laterale, ha cercato la potenza qui. Giuliani, Starace, ancora Giuliani, mette la testa Pinazzi, pallone per il 37, spinge sempre sulla sinistra, uno dei migliori in questi primi 25 minuti di gioco, sempre sulla sinistra, in mezzo c'è Lefebvre, il pallone non gli arriva, poi ancora Viccheri, sempre vicino al calcio d'angolo, pallone che carambola tra le braccia di Leonardo Boni, finora sicuramente il migliore di questa gara, Luziatelli, parabola di Luziatelli, Conti finisce giù, calcio di punizione, conquista ancora il pallone in Cotton Club. Sulla sinistra, sempre il solito 37 che se ne va, accelera il pallone, è toccato da un ragazzo in maglia bianca. Sì, no, scusate, sarà semplice rimessa dal fondo con il solito Boni. Va lunghissimo a cercare sempre la testa di Giuliani, ancora Conti alla meglio però sul numero 17, poi Nolano, Viccheri invoca al palleggio, Artistico la mette giù come al solito, poi
secondo tempo il tiro in porta. Leonardo Boni, sontuoso su Nolano. Mirante, lui riesce a cavarsela. Cristian Conti chiama la calma. Pallone per Rocco Giordano che è entrato sul terreno di gara al posto di Matozzo. È andato a mettere sulla corsia di sinistra. Qui Lefebvre prova una gran giocata. Pallone alto. Nolano, Picceri, sinistra chiama il pallone Tinazzi, si fa invece centralmente da Conti, quindi Tinazzi, Picceri, Saccio che aspetta il pallone per Lefebvre, non lo stop, preferisce andare corto dal compagno, poi Giuliano, catturato da un ottimo Conti. Mirante la mette giù. Deve uscire De Angelis, metterla, rimessa laterale. Giuliani, attaccato da Conti. Pallone in area di rigore, il destro si oppone Tinazzi. Arriva dunque il corner, il primo della ripresa, fuori allontana Picceri con la testa, Lefebvre rincorre. Messo giù Perrucca. Mirante prende la rincorsa il sinistro, facile però per De Angelis, anche lui chiamato in causa questa sera una sola volta, ha risposto alla perfezione. Conti chiama il pallone e lo riceve Tinazzi, si accentra convergendo con il destro. Pallone poi per il 37, in mezzo due avversari, conquista il massimo da quella posizione di campo, soprattutto in quella circostanza per la rimessa laterale già effettuata. Mirante contro Giordano, accelera Mirante, poi sterza e rientra sul destro, va con l'esterno da Giuliani contro Giordano, mette fallo, 17. Tinazzi in avanti a cercare il petto di Lefebvre che poi si gira con il sinistro, una cannonata, la deviazione di Boni. Rocco Giordano sul calcio d'angolo, va Conti con la testa ad inchiodare, poi Boni è bravissimo a respingere, ma sulla ribattuta c'è il principe Lefebvre, 1-0 Cotton Club.
indossa questa sera il numero 21, numero di maglia di Capitan Zamperini. Eccolo proprio Lefebvre che la mette giù. Luziatelli, Boni, è stato bravissimo anche nella circostanza del gol ad evitare il tiro di testa di Conti. Giuliano, pallone troppo lungo. Forse meglio servire Mancinelli. Lascia scorrere Luziatelli. Nolano, Sombrero, su Regis, che faccia calcio a 8, che ha inserito sia Regis che Ivan Giuliani a trazione anteriore, quindi il Testaccio prova a riprendere e riaprire soprattutto questo match. Vickery, Nolano, Dinazzi sbaglia l'appoggio per Giordano, uno dei rari errori di Dinazzi, qui invece non sbaglia Conti che sta per ora disputando una partita perfetta. Dinazzi, Lefebvre, Nolano, Giordano può puntare Miranda, 1 contro 1, Giordano rientra sul sinistro, la conclusione deviata, poi Lefebvre con la semirovesciata, arriva la doppietta del Principe, 2-0 Cotton Club. Entra anche Alessandro Barbarella con la maglia numero 4, va a sostituire
Mirante anche in ripiegamento, poi centrale De Angelis, con le mani si distende, si butta a terra. Viccheri, Viccheri ad andare avanti, artistico, raddoppiato, prova ad andarsene in mezzo a tre avversari, è bravissimo qui il numero 10, registrare un fallo prezioso. Nolano, prende la ripresa, due uomini in barriera, Nolano per artistico che va con il sinistro di prima intenzione. Calciato male questa sera per il momento Mario Artistico, uno dei giocatori tecnici in campo. Perrucca, Luziatelli, Mirante, sinistro di Mirante, troppo lungo. Nolano, senza fronzoli, manda in avanti, Barbarella in pressione, Mirante aiutato da Luziatelli, fa avanzare palla al piede contro Artistico che non vuole concedergli ovviamente il sinistro, Bogliani fa sportellate, pallone per Mancinelli che finisce giù al limite dell'area di rigore, fa proseguire il direttore di gara, Bogliani calcia ma addosso all'avversario, Giordano non riesce a ripartire, Mirante in mezzo a due, lo slalom, poi allarga sulla corsia di destra dove non c'era più Patrick Mancinelli che si era spostato qualche metro più al centro. Quando siamo giunti al 15° minuto del secondo tempo, risultato di 2-0, decidono per ora le due reti di Lefebvre, arrivate tutte e due nella ripresa. Nel primo tempo invece il calcio di rigore fallito da Mario Artistico. Sperrucca, Revis, che questa sera non ha avuto vita facile tra Viccheri e compagni.
centrocampo che dà le direttive per la difesa. Pizziatelli, messa dal fondo effettuata, si riparte sempre dal risultato di 2-0 quando siamo giunti al 18° minuto di gara del Stromboli. Qui prova a controllare Artistico con il ginocchio, ma il pallone terminato al di là della linea della questa laterale.
chiude l'incontro Cotton Club che vince 2-0 contro il Testaccio Calcio 8 grazie alla doppietta di Lefebvre.